lavoro, una proposta secondo me ineludibile è quella dell'aggregazione delle imprese, mettendole insieme attraverso una sorta di comunicazione diretta che può sussistere tra queste stesse imprese, perché così evitano di doverle delocalizzare, perché possono insieme una sorta di consorzio ideale poter in qualche modo appunto mettersi insieme, creando delle cosiddette economie di scala, cioè diciamo una diminuzione di costi. Sono facilitate in questo modo anche a proporsi all'estero, perché tutti i costi che possono derivare dal marketing, pubblicità, insomma costi chiamiamoli così più genericamente commerciali, vengono in questo modo sostenuti da questa sorta di forma consortile. Credo che questa sia l'esortazione più importante, il richiamo più importante proprio per questo tessuto. Secondo me è un passaggio ineludibile. Io non direi tutto un grande economista, però credo che questo sia veramente forse l'unica forma per potersi proporre all'estero, all'estero, non solo all'estero, anche in Italia, perché naturalmente questo è un passaggio che non necessita poi di dover appunto andare necessariamente all'estero, si può benissimo anche fare qua attraverso una formula aggregativa. E naturalmente oltre che l'aggregazione ci vuole la collaborazione, perché non basta aggregarsi. La parola collaborazione significa che tutti si mettono insieme con questo spirito, quindi bisogna un po' abbandonare il campanilismo e cercare di fare un percorso insieme. Questo.